Nessuna tregua per il Veneto a causa dell'ondata di calore che sta attraversando l'intera regione. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile conferma l'allerta gialla anche per l'intera giornata di sabato su tutto il territorio regionale. Afo, umidità e caldo che mettono a rischio soprattutto coloro che lavorano all'aria aperta e per questo il presidente del Veneto Alberto Stefani proprio in questi giorni ha firmato un'ordinanza valida fino al 31 agosto che vieta di svolgere attività lavorative dalle 12:30 alle 16. Fortunatamente questo giro partiamo prima rispetto ad altri anni in cui ci siamo trovati a dover affrontare il problema dopo. La volontà è che poi tutti la rispettino, perché bisogna sempre partire dal... Tu puoi fare le regole più corrette, però deve esserci la consapevolezza delle persone che quelle regole vanno applicate, perché ad oggi in queste giornate c'è veramente caldo e i lavoratori e le lavoratrici, soprattutto quelli nei cantieri piuttosto che in agricoltura, in determinati settori, sono veramente a rischio e noi non possiamo permetterci di aumentare questo contatore. Un protocollo necessario che arriva dopo un braccio di ferro per tutelare proprio i lavoratori più a rischio. Un'ordinanza che si inserisce anche in un bollettino estremamente fragile di infortuni e morti sul lavoro nella provincia di Treviso. Se dobbiamo ragionare di morti sul luogo, sul posto di lavoro, abbiamo avuto un forte incremento, siamo passati in solo un mese da 5 a 8 morti. Il nostro obiettivo è arrivare a zero morti sul lavoro. Il processo di vera e propria formazione all'interno dei posti di lavoro probabilmente sta anche determinato questo forte aumento non solo delle morti sul lavoro ma anche degli infortuni, delle denunce di infortunio, specialmente nel mondo femminile. La prevenzione diventa quindi la priorità assoluta sia tra i datori di lavoro che tra i dipendenti. In questo contesto si inserisce la mostra fotografica Non numeri ma persone, inaugurata nella biblioteca di Montebelluna. Un progetto nato nel 2009 per dare un volto alle vittime morte sul lavoro. L'iniziativa promossa da CGIL, CISL e UIL territoriali con l'associazione Ruggero Toffolutti, l'associazione per Mattia Battistetti e il comune di Montebelluna è gratuita fino al 30 giugno. Ogni quadro ha una figura, un'immagine che ti tocca il cuore. Questi, voglio ricordarli, non sono numeri, non sono statistiche, sono volti e in ogni volto c'è una didascalia che ben spiega quello che questi ragazzi avevano progettato per il loro futuro, le loro ambizioni, i loro sogni, che non verranno come questi di Mattia mai più realizzati.